Allora, nella Marca siamo presenti già da circa 8 anni perché abbiamo collaborato moltissimo con la Treviso Film Commission, che è il primo organo istituzionale appunto che lavora con i registi, le produzioni indipendenti, perché noi siamo una produzione indipendente. E abbiamo già realizzato altri progetti, tra cui un film Destini che è già in programmazione nei palinsesti Rai, e uno spot con Adriano Panatta anti-Covid con le musiche di Red Canziani. E quindi abbiamo continuato questa collaborazione anche perché il territorio veneto ha tantissimo da far vedere, è spettacolare e ci siamo praticamente innamorati, e quindi ecco, questo è, diciamo, importantissimo per noi. Abbiamo voluto ripeterci con questo film, tutto in 72 ore, che è appunto una commedia brillante dal registro volutamente leggero. Appunto, come diceva, una commedia all'italiana. Da sceneggiatrice c'è uno magari o più personaggi a cui sei più affezionata? Allora, il mio personaggio preferito, tra virgolette, nel senso che è, diciamo, proprio un personaggio che ho sentito molto e sul quale mi sono dedicata tanto, è Magda, che è appunto questa ragazza ucraina che parte, diciamo, proprio durante la guerra in Ucraina e arriva in Italia, quindi viene aiutata appunto dalla comunità italiana, si inserisce sul territorio, poi si trasferisce a Roma e da là lei, insomma, cerca un po' la sua strada. E all'inizio non va proprio tanto bene, però infatti poi alla fine si rende conto che per l'età che ha, insomma, lei merita qualcosa di più. Cambiando un attimo discorso, agli aspiranti sceneggiatori o sceneggiatrici, sulla base della sua esperienza, che consiglio darebbe? Il consiglio è quello di creare, di scrivere, di provarci sempre, perché è la passione quella che poi come posso dire, è la passione che ci fa vivere, è la passione che ci guida e quindi è la passione che va seguita in tutto e per tutto, e questo è quello che consiglio.